Ed è tempo di Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle dal 17 al 20 febbraio. Giovanni Monforte ha incontrato Alessandro Rizzante per presentare un convegno organizzato da Fiditurismo che si terrà proprio mercoledì 20 febbraio. Vediamo. Dal 17 al 20 febbraio si tiene a Caorle l'appuntamento ormai consueto con la Fiera dell'Alto Adriatico e con noi c'è il presidente di Fiditurismo Alessandro Rizzante, perché Fiditurismo la mattina del 20, quindi il giorno conclusivo della fiera, terrà un convegno dal titolo Andamento economico e sostenibilità finanziaria per la riqualificazione alberghiera del comparto balneare. Allora Presidente, prima di parlare del convegno vogliamo innanzitutto spiegare ai nostri telespettatori che cos'è Fiditurismo, anche perché so che in questa fase avete un importante passaggio da consorzio a società cooperativa per azioni. 700 soci, che cos'è Fiditurismo? Fiditurismo è un consorzio di garanzia Fidi, ha quella caratteristica di mettere insieme il mondo imprenditoriale e il sistema bancario, cercando di creare le condizioni di credito migliore e di accessibilità al credito in maniera molto più fruibile. Quindi in sostanza noi che partecipiamo al sistema Confcommercio abbiamo scelto di essere specifici per il settore del ricettivo, in quanto riteniamo che è una delle cose fondamentali, una delle economie fondamentali di quest'area. Ecco Presidente, al convegno che organizzate in collaborazione con la Bianca San Biagio del Veneto Orientale ci saranno ospiti Federalberghi, la Camera di Commercio. Diciamo che questo convegno si situa all'interno di una situazione che vede da una parte l'esigenza da parte di tutti voi operatori di un massimo sforzo per la riqualificazione del settore alberghiero per rimanere competitivi. Dall'altra parte ovviamente in questa situazione economica difficile che fa sì che ci siano sia delle difficoltà nell'accesso al credito e poi c'è in prospettiva anche una rivoluzione copernicana che si chiama Basilea 3, cambieranno un po' tutti i criteri di accesso al credito. Ci spiega un po' il senso di questo convegno? Ecco, sostanzialmente lei ha già in qualche maniera sintetizzato la necessità di avvertire il comparto di cosa sta succedendo nel sistema del credito. Con Basilea 2 abbiamo avuto le prime restrizioni, le prime richieste da parte delle banche di una più specifica, impostazione contabile per dimostrare la capacità restitutiva di un qualsiasi credito e per l'accesso al credito. Basilea 3, che per fortuna è stato rinviato al 2013, era ancora più stringente. Stringente nel modo in cui non è che il sistema bancario abbia cambiato pelle, ma ha cambiato completamente il modo di dare credito. Prima bastavano le garanzie personali, prima bastava avere delle disponibilità, prima bastava avere tante altre cose. Oggi questo non serve più e non basta più al sistema bancario che per sua necessità e per impostazione anche di natura europea sta cambiando pelle completamente nell'erogare il credito. Quindi la domanda è questa: come può un'impresa alberghiera, che normalmente in questo contesto sono sottocapitalizzate o poco capitalizzate, presentarsi a chiedere credito per la riqualificazione alberghiera se non ha le caratteristiche principali di poter dimostrare di essere in grado di poter restituire il credito che questa va a chiedere alla banca? Ecco Presidente, quindi voi presenterete questa ricerca, questa mappatura fatta inizialmente su Jesolo, poi anche su tutto il resto della costa, che farà la fotografia insomma, di com'è la situazione alberghiera attuale. Con che obiettivo? Ecco, so che parlate di un rating specifico, sì, che cos'è? Innanzitutto la mappatura serve per partire da un dato di fatto di come stanno le cose. Perché ancora oggi, ognuno sa a casa sua come funzionano le cose, ma il comparto nel suo insieme non è mai stato messo assieme. In secondo luogo è quello di arrivare a fare un vestito su misura per ogni azienda, quindi all'imprenditore da costruire un percorso per cui già lui sa come presentarsi alla banca perché è in grado di chiedere il credito. Quindi questo vestito su misura, che durerà 3 anni per costruire il percorso per averlo poi in maniera definitiva, sarà quello che ci consente di, nel 2015, essere pronti con Basilea 3 ad avere tutte le carte in regola per poter fare ciò che noi auspichiamo di poter fare, cioè avere la grande qualità nel sistema internazionale del turismo per poter poi accedere a tutti quanti i sistemi nuovi di richiesta da parte
mondo del turismo, con un prodotto che sia qualitativamente molto alto. Bene, ringraziamo il presidente Alessandro Rizzante di Fiditurismo e allora l'appuntamento a mercoledì 20 a Caorle per questo convegno insieme alla Banca San Biagio del Veneto Orientale. Si parlerà di andamento economico e sostenibilità nell'accesso al credito del settore turistico.